onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, il campionario di reazioni a sinistra nel milieu politico, culturale, intellettuale, mediatico di sinistra, alle immagini raccapriccianti delle belve antagoniste che si accaniscono in branco contro un agente a Torino, è uno spettacolo che supera per tristezza anche le previsioni di chi vi parla, che vi assicuro non erano affatto rosee. Ricordiamo che quello che si è visto a Torino contro questo ragazzo di 29 anni, prima ancora che poliziotto, è né più né meno che quello che la premier Giorgia Meloni ha definito un tentato omicidio. In 10 si accaniscono contro un uomo a terra usando anche un martello. Anche se una collega del Domani ci ha informato che era un martelletto. Ah, beh, ci mancherebbe, allora se era un martelletto, come dire, tutto scompare e trascolora. Tra le reazioni più surreali, ma volutamente surreali, c'è quella dell'onorevole Marco Grimaldi di AVS, che era nel corteo di Torino e l'ha anche rivendicato ex post, che ovviamente si è esercitato anche in un'intervista a Repubblica nella minimamente decorosa condanna della violenza, ma ci ha poi tenuto a chiarire che quelle immagini non ci sarebbero mai state senza lo sgombero di Askatasuna, tesi ribadita anche dal veterano, diciamo, dell'antagonismo rosso-verde Paolo Cento in un talk show ieri sera, dove mi sono confrontato con lui, e anche lui ha riproposto questa tesi per cui senza lo sgombero di Askatasuna questo non sarebbe successo. Capite la logica perversa dell'argomentazione? Cioè i galantuomini, molto ironico ovviamente, di Askatasuna dovevano rimanere nell'illegalità in cui stavano da decenni, coperti dall'intelligenza torinese, dalla politica di sinistra torinese, eccetera, perché altrimenti, se lo Stato attuava questa bizzarria per cui la legge vale anche per i galantuomini di Askatasuna, questi hanno il diritto di mettere a soqquadro la quarta città d'Italia e di pestare poliziotti in branco. Capite che è un'inversione della logica, prima ancora che del diritto, francamente aberrante. Abbiamo visto poi altri capolavori, diciamo, di contorcimento sinistrorso attorno a quello che è andato in scena a Torino. Ovviamente imperversa sempre la tesi del cui prodest, diciamo, a chi giova il complottismo vario. In ogni caso, tra gli altri, Sigfrido Ranucci, ospite alla 7, ci ha ricordato le seguenti parole. Io credo che la maggior parte di questi violenti lo Stato li conosca. Bisogna chiedersi perché non sia intervenuto prima, anche solo per evitare un sospetto che questi scontri servano a quel meccanismo della sorveglianza, e questi scontri servono al meccanismo della sorveglianza, cioè al governo parafascista, tradotto, diciamo, nel linguaggio corrente. Si segnala poi la nota intellettuale d'area di riferimento Selvaggia Lucarelli, che ha scritto: condanno la violenza esercitata sul poliziotto a Torino e non ci sono giustificazioni. Nel rullo di tamburi esiste però il contesto, il mitologico contesto che fa rientrare dalla finestra quel giustificazionismo uscito dalla porta. Il contesto è il seguente: a Torino va avanti da anni la repressione di ogni forma di dissenso, con DASPO, perquisizioni inutili, fogli di via, detenzioni preventive a casa e in carcere per ragazzi incensurati e giovanissimi, processi farsa e intimidazioni varie. Cioè il contrario di quello che è andato in scena a Torino nei decenni, cioè spesso l'impunità
della violenza dei centri sociali, l'impunità dei galantuomini di Askatasuna, anche quando assalivano con bombe, cioè non con parole di dissenso, con bombe, il cantiere della TAV, per esempio. Ma invece il contesto che ha visto Selvaggia Lucarelli era questo. Vogliamo poi farci del male del tutto e sottoporvi in chiusura le parole di Christian Raimo, che è un altro intellettuale di riferimento della gauche antagonista. Lunghissimo post su Facebook. Sappiamo che il video virale del poliziotto accercato è il racconto più riduttivo possibile della manifestazione di ieri, una nota a margine, ma quel video esiste. E se non vogliamo prenderci la responsabilità della violenza, dobbiamo prenderci però la responsabilità della rappresentazione della violenza. C'è poi anche il tema reale del rapporto tra violenza di Stato e resistenza della militanza. In questo momento un governo fascistoide evoca ogni giorno venti di guerra, esaltazioni delle armi, ipotesi di repressione e controllo. Soprattutto militarizza lo spazio pubblico. Insomma, il governo fascistoide. Capite il livello di contorcimento? Che saremmo nel campo delle supercazzole alla Conte Mascetti, se poi non si trattasse di realtà, se non ci fosse di mezzo il corpo di quella gente, di quel ragazzo deputato a difendere tutti noi, se non ci fosse di mezzo la violenza concreta diffusa nelle strade, per cui sì, cercasi un minimo colpo di lucidità a sinistra. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle